Grazie, buongiorno a tutte e a tutti, grazie per essere venuti a questo pomeriggio di lavori sulla figura e sulla interdisciplinarietà delle ricerche condotte da Ardito Desio e anche sulle interdisciplinarità delle ricerche che traggono origine dall'eredità lasciata da appunto il professor Desio. Il programma di questa seconda parte è molto nutrito, purtroppo però devo annunciarvi un piccolo cambio di programma, nel senso che per un inconveniente il primo intervento che avrebbe dovuto essere tenuto dalla professoressa Di Olaiuti dell'Università di Milano, lei non ha potuto essere qui e quindi non possiamo svolgerlo. Mh, Occuperei io pochi minuti, diciamo, del suo intervento per leggervi però anche un breve saluto che mi è stato mandato dalla professoressa Lucia Angiolini, che è una paleontologa della mia università ed è attuale direttore del Dipartimento di Geologia dell'Università di Milano, che è appunto intitolato ad Ardito Desio, che ne è stato diciamo, il fondatore. La professoressa Angiolini mi scrive, cioè, mi dispiace molto di non poter essere presente in questa occasione e ho chiesto ai colleghi di portarvi questo breve saluto. Ho conosciuto Ardito Desio nel 91 prima di partire per una spedizione geologica in Karakorum dove, allieva di Maurizio Gaetani, a sua volta allievo di Desio, ho svolto il mio dottorato di ricerca. Ne ho quindi un ricordo molto vivido e diretto. Sono onorata di dirigere il Dipartimento di Scienze della Terra a lui dedicato e di cui ha fondato per primo l'Istituto di Geologia. Sono oltremodo fiera di essere edito della Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia che Ardito Desio ha gestito per molti anni e poi donato all'Università di Milano nel 76 e di aver presieduto la Società di Paleontologia, scusate, la Società Paleontologica Italiana, sempre istituita da Desio nel 47. La geologia italiana vanta una ricca eredità ricevuta da Ardito Desio e in particolare il nostro Dipartimento, che prosegue nel percorso esemplare da lui tracciato con una gestione ottimale di linee di ricerca multi e interdisciplinari, altamente tecnologiche e applicative di tutti i campi delle scienze della Terra. Concludo con un pensiero molto caro a Maurizio Gaetani, che ha continuato l'esplorazione geologica di Ardito Desio in Karakorum. È stato un privilegio poter colmare le conoscenze geologiche relativamente a quella affascinante regione inesplorata, definita blank on the map da Eric Shipton nel 1938. E questo lo dobbiamo a Ardito Desio. Questo è il messaggio che mi ha voluto dare la collega Lucia Angiolini, che dimostra ancora una volta appunto la interdisciplinarità, multidisciplinarietà dell'intento scientifico del professor Desio e quindi anche del suo lascito culturale, che quindi io vorrei ora iniziare a valorizzare mostrandovi alcune delle ricerche con gli interventi che seguiranno svolti proprio da studiosi di diverse università che hanno proseguito su queste ricerche.